le sorprese non mai finiscono, infatti stavolta ci sono stati momenti di terrore per i bagnanti di una spiaggia di Rio de Janeiro. In effetti tante persone, centinaia sicuramente, si stavano godendo il sole e il caldo sulla spiaggia Praia do Forte Cabo Frio, quando all'improvviso è arrivata una grandissima onda. Quindi immaginate le persone a correre per prendere i bambini che stavano sulla spiaggia, in effetti, ragazzi. Quindi tantissime le persone che hanno dovuto afferrare i bambini, fuggire, mettersi in salvo. Comunque davvero c'è stato, ragazzi, un casino. Quindi l'incidente è stato anche catturato da un video che è amatoriale, che non so dove si trova, ragazzi, però la notizia questa l'ho presa direttamente da lì, quindi sicuramente a giorni oppure a momenti metteranno questo video, ma comunque si vede in questo video che la spiaggia è calma e tranquilla, sta uno che sta riprendendo così giusto per fare un video, quando all'improvviso arriva come uno tsunami, cioè un'onda a Rio de Janeiro. Quando all'improvviso è arrivata quest'onda anomala, io l'ho chiamata così perché in effetti non c'è stato un terremoto, non c'è stato nulla, quindi non c'è stato un allarme tsunami, nulla di nulla, quindi all'improvviso si è alzata un'onda altissima, da come hanno detto la gente, quindi urla, già immaginate l'onda che porta lettini, ombrelloni, comunque ragazzi un casino. Si vedono anche alcune persone che sono trascinate dal mare quando diciamo l'onda inizia a, diciamo, a ritirarsi. Ciao Marinella, ma sa che è successo a Rio de Janeiro? Un'onda improvvisa si è abbattuta su una spiaggia senza un motivo diciamo logico. La spiaggia è Praia do Forte a Capo Frio. Ma non credo, perché guarda, se era caduto qualche asteroide l'avrebbero detto, cioè quest'onda anomala è arrivata all'improvviso, terremoti hanno controllato, non ce ne sono stati a livello di diciamo, come si dice, in GV ha registrato tutte le scosse, non ci sono, diciamo, ragazzi, diciamo scosse in acqua, quindi non so come è possibile che si sia formata questa onda. Ancora purtroppo stanno vedendo da che cosa è iniziata, come avete detto voi, forse qualche asteroide, qualche cosa, ma nessuno fino a mo' lo sa, quindi non lo so sinceramente. Quindi diciamo che è tutto diciamo un po' strano. No, guarda, io l'audio secondo me c'ho 100 giga, quindi c'ho fibra, penso che è più veloce di questa, la mia connessione è veramente velocissima, forse è un problema di YouTube perché c'ho una connessione proprio messa per i video che è velocissima, quindi forse sarà qualche interferenza, non lo so. Quindi ragazzi non so dirvi se ci sono feriti, se ci sono morti, perché è una notizia che è arrivata mo' all'improvviso, quindi vi dico una bugia in effetti ragazzi, quindi non lo so che cosa sta succedendo lì. La notizia è che è arrivata quest'onda altissima, sì sì, a Rio de Janeiro, Franci, sì. E è successo diciamo un casino, ombrelloni, sedie a sdraio, diciamo ha portato via tutto. Difatti una foto che ho visto si vede proprio ombrelloni, sedie, un casino ragazzi, non lo so, provate a scrivere su, diciamo, su Google Rio de Janeiro onda anomala e quindi diciamo può darsi che riesci a vedere qualche immagine oppure ciao Marcella, oppure qualche video che io fino a mo' non l'ho trovato, sto cercando di vederlo per conto mio, anche perché non lo posso pubblicare perché per il fatto del copyright, però per vedere più o meno ho visto giusto un frammento ma poco, quindi si vede la gente che urla, ombrelloni che vanno sott'acqua,
Ragazzi, se mettere il video, semmai metto il link sotto al mio video in effetti. Ciao Massimo, non posso metterlo io direttamente. Quindi se trovo il video lo metterò sotto al commento di un video di qualcuno. Quindi questo lo posso fare, linkare, cioè il video dove sta. Quindi lo metterò semmai nei commenti di, diciamo, di questo video, in effetti, se lo trovo. Quindi diciamo un casino ragazzi, non lo so che sta succedendo. Sì, sì, l'ho bloccata, sì, sì. Adesso è uscito con un altro account di una ragazza che mi seguiva, che ha detto che ci sentivamo per telefono, ma non è vero, quindi non lo so. Sì, sì, ma il problema di quest'onda anomala è che non c'è stato nulla, che terremoto no. Ehm, Asteroide come abbiamo detto no. Cioè si è alzato un muro d'acqua improvviso. Beata a te, adesso qua a Salerno sta cambiando la verità del tempo. È un po' come dico io strano. Spero che domani piove, anche stasera faccio un altro video dove faccio vedere che pioverà in tutta Italia tranne la Sicilia, lo dico già in partenza ragazzi. Sì Massimo, sì, ma quella è la cosa che si vede nelle immagini, in un video brevissimo che ho visto, le persone che tirano i bambini, una cosa allucinante proprio, Massimo. Cioè vedi i genitori che arriva questo muro d'acqua e che corrono vicino alla spiaggia, tirano i bambini e scappano. È proprio come un muro d'acqua che, ripeto, è insolito, non si sa come mai si è formato, questo è il problema. Stanno vedendo, l'INGV non ha registrato scosse, l'INGV ma non quello italiano, quello l'americano, quindi diciamo non ci sta un motivo vero, non c'è stata un'eruzione sottomarina, non c'è stato un asteroide che è caduto, allora da che cosa è prodotta quest'onda anomala? Devi provare Bruno a scrivere no, su YouTube, su Google. Scrivi Rio de Janeiro, onda anomala a Rio de Janeiro. Prova a scrivere così su Google. Sicuramente qualche... a Rio de Janeiro. Prova a scrivere su Google e scrivi Rio de Janeiro, onda anomala. Eh, sì, scrivi così, lo trovi sicuramente perché qualcuno già l'ha messo. Metti Rio de Janeiro, grande onda si abbatte all'improvviso. E secondo me la trovi. Sì, sì, secondo me ci deve stare. Io ora ho visto la notizia, ho visto uno spezzone di video, ma era brevissimo, di gente che tirava i figli, ombrelloni che volavano, ma era una cosa stata di 10 secondi in effetti. Ma secondo me si può trovare di più grande, diciamo, non dico assai un minuto, secondo me. Perché la persona che stava riprendendo stava molto lontano, quindi non stava sulla spiaggia, quindi questo stava facendo un video per fatti suoi al finale e si è ritrovato con questo video allucinante, diciamo. Vabbè ragazzi, comunque se trovo il video pure io lo metto sotto al mio video perché non posso metterlo per motivo di copyright, quindi lo andrò a mettere nei commenti e quindi potete cliccarci sopra e vederlo. Devo però trovarlo prima ragazzi. Quindi ragazzi ci sentiamo più tardi e come sempre ragazzi qua ogni giorno succedono sempre cose più strane. Ciao Alessandro, ciao Avvocatella, ciao Massimo, ciao a tutti. Sì, sì, lo so, non l'ho fatto il video perché era brevissimo in effetti. Lo so che c'è stata una tempesta di fulmine, ha ucciso 32 persone e anche molti bambini. L'ho letto, sì, sì, sì. Ciao, grazie Massimo, l'ho letto. Solo siccome era brevissimo ho detto vabbè non voglio fare sempre video a finale proprio tragici ogni volta. Ma la sapevo questa notizia, la verità. Però questa qua l'ho pubblicata perché giustamente è proprio una cosa allucinante. Cioè una tempesta ci può pure stare, però 32 morti con i fulmini, pure esagerate. Però questa qua è stata proprio una cosa strana. Cioè un muro d'acqua che arriva all'improvviso senza un motivo, questo è il problema. Boh. La terra davvero sta impazzendo, è vero che i cambiamenti climatici, però
Ma vedi Alessandro, come di giri giri, non ci stanno cose belle, qua sono tutte cose brutte. Quindi dopo, comunque ragazzi, dopo se trovo il video, quello là, un po' più, diciamo che si vede, sì lo so, non ci fa niente, è un vizio. Se trovo un video che si riesce a vedere bene tutto, lo posto sotto a questo video qua come link, così potete cliccarci sopra e andare direttamente al video. Quindi mo diciamo mi metto un po' all'opera per vedere se lo trovo. Anche se lo trovo in lingua inglese oppure brasiliana, non fa niente. Basta che vedete l'immagine al finale, quindi non è un problema l'audio. Perché sicuramente non credo che sia in italiano, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Mi faccio un caffettino pure io, così ci riprendiamo un poco e così partiamo. Ciao Alessandro, ciao Marcella, ciao a tutti. Ciao Avvocate, ciao Massimo, ciao a tutti, ciao Bruno.